Massimiliano Robespierre le risposi che i giacobini avevano ragione, che terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne di fare altre domande, ma abbiamo anche molti ricordi di quel piccolo mondo antico. Fogazzaro, l'astronave da 300 punti di Space Invaders, Enrico Berlinguer alla TV, le vittorie olimpiche di Alberto Antoregna in nome della rivoluzione cubana, i sandinisti al potere in Nicaragua, il catechista che votava Pannella, gli amici del campetto passati dalle Marlboro direttamente all'eroina, alla faccia delle droghe leggere, i fumetti di Zora, la vampira porno e la Prince senza ritorno, il referendum sul divorzio e non capivamo perché, se vinceva il no il divorzio c'era e se vinceva il sì non c'era. A Noccia a Sanremo conciata come una punk londinese, i Banane, la prima sega, la vicina di casa, un travestito e pinotto come Lola che mia madre chiamava Antonio con nostro sommo sbigottimento, Jarmila Kratochvilova, il Toblerone, qualcuno sa perché, una scritta degli ultras della Reggiana dopo raid aeroamericano su Tripoli negli anni '80 diceva grazie Reagan, bombardaci Parma, e poi la nostra meravigliosa toponomastica, via Carlo Marx, via Ho Chi Minh, via Che Guevara, via Dolores Barruni, via Stalingrado, via Maresciallo Tito, piazza Lenin a Cabriago, e la grande banca non più locale con sede in via Rivoluzione d'Ottobre. E infine il mio quartiere, dove il Partito Comunista prendeva il 74% e la Democrazia Cristiana il 6%. Pendant la nuit des révolutions.